poi non mi importa neanche tanto di vincerla. A me basterebbe... Ho voglia di vedere te. Tandura, tu sei un eroe. Sì, sono un eroe che ti adora. Io sono uno che adora una donna nera di capelli, esile, con un gran bel seno, con 2 occhi che te li raccomando e che cammina come Dio vuole. E cosa stai facendo? Sono qua, seduto nella mia cameretta. Ah, sai, ho detto agli austriaci che mi chiamo Antonio Duretti. 200 di noi devono partire per la Serbia. Ah, e tu sarai tra i 200. E al momento giusto prenderai il volo, scappare. Hai paura? Ascolta, fanno l'appello. Il comandante del campo ha chiamato ma Duretti sono io, è arrivato il treno, devo andare a metà via. Vieni via con me, metà. Qua sul treno fa un freddo boia. C'è un finestrino senza vetro, sì, aperto, senza vetro. E cosa stai pensando? Ah, ma ci sono i campi là. Non è pericoloso. Ma il treno non va tanto forte. Cosa dici? Metta, salto. Salta! Vado! Vai! Vado! Sì, ce l'ho fatta, Metta, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Chi sei? Cosa fai conciato in quella maniera? Gli chiede il vecchio sacrestano della chiesa della Madonna della Salute. Sei di Vittorio Veneto? Sono un ufficiale italiano. Va bene, ciapa qua un tocco di pan. Ma dopo, mamma, fammi sto piacere che è qua sotto le piede austriaci. Va bene. Che bella accoglienza, eh? Ma bisogna capire la paura. La febbre. Va bene, ciapa qua anche un fiato di acqua. Ma va via, sì, vado, dai, Sandrin, corri. Non ti fermare, dai, che sei quasi arrivato a Serravalle. Sì, metta, corro. E guarda, via Caprera. Ecco, finalmente a casa.